Aggiudicata la gara d'appalto per la raccolta dei rifiuti a Chiavari, la commissione della città metropolitana di Genova, alla luce delle offerte pervenute, avrebbe indicato la società lombarda A2A. Siglato a Sestri Levante l'accordo tra Comune, Regione e Camera di Commercio per la valorizzazione del centro storico. Potranno aprire solo negozi legati al tessuto storico e alle tradizioni del territorio. Di nuovo in piazza la protesta dei lavoratori della residenza Gianelli di Chiavari, da quasi 3 mesi senza stipendio. Dalla proprietà assoluto silenzio, è arrivata la solidarietà del sindaco di Capua. 14 comunità insieme per iniziare l'anno pastorale. Domenica in Valle Sturla, giornata interparrocchiale, si svolgerà a Belpiano. Invitati tutti i fedeli di Mezzanego e Borzonasca per consolidare il cammino di comunione. La manipolazione delle informazioni e della memoria può alterare la visione della realtà. Il monito nel film Il pianeta degli uomini, interpretato dagli alunni dell'Ilaria Alpi di Chiavari. Una partita difficile contro una squadra ostica e questo ci dà ancora più motivazione. Così mister Boscaglia carica la Virtus Entella, impegnata questa sera in trasferta contro l'Ascoli. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio oggi. La politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale. Sarebbe stato individuato infatti il soggetto vincitore della gara d'appalto gestita dalla città metropolitana di Genova per la raccolta dei rifiuti a Chiavari. Manca ancora l'ufficialità, ma dopo l'apertura delle buste la commissione avrebbe scelto la società A2A, già affidataria del servizio con la sua controllata Aprica nella città di Rapallo. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Chiavari. Sentiamo. Secondo queste indiscrezioni, perché noi non abbiamo visto assolutamente nulla, il gruppo che si è aggiudicato la gara ha offerto un ribasso di circa il 6%. Sono state 3 le realtà che hanno partecipato alla gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti del comune di Chiavari: la Lombarda A2A, la cooperativa Proteo del Cuneese e il consorzio composto da Amio e cooperativa Maris, attuale gestore del servizio. La gara d'appalto è stata gestita in toto dalla stazione appaltante della città metropolitana di Genova, con l'apertura delle buste relative all'offerta economica preceduta a settembre da quella dell'offerta tecnica. Si è completato il quadro che vedrebbe come realtà aggiudicataria dell'appalto la A2A per mano della sua controllata Aprica. Era una gara, essendo una cifra rilevante, diversi milioni di euro, con l'offerta economicamente più vantaggiosa, per cui il 75% del punteggio veniva dato con l'offerta tecnica, vale a dire le migliorie rispetto al bando di gara che porteranno chi vincerà il servizio, e il 25% sulla base del ribasso del prezzo. Quale sarà adesso il percorso verso cui si andrà all'aggiudicazione finale? Dovrebbe passare 30-35 giorni in base al codice degli appalti per l'aggiudicazione definitiva. Dopodiché partiranno tutte le trattative, conosceremo chi ha vinto la gara per stabilire i dettagli del servizio. Sicuramente sono curioso di sapere l'offerta tecnica in cosa consisterà, le migliorie rispetto a quanto avevamo proposto noi. C'è anche tutto il discorso occupazionale, l'attuale gestore non è stato riconfermato, ci saranno delle trattative comunque con i sindacati per portare avanti anche un passaggio del personale attualmente in servizio a Chiavari. Sicuramente, essendo un gruppo che viene da fuori zona, fuori Liguria, il gruppo A2A di Milano, penso che il personale in loco sia una risorsa da riallocare per questa ditta. Per quanto riguarda la parte di dipendenti comunali, che erano 16 che gestivano il centro storico, una parte di questi verranno riutilizzati per ulteriori servizi aggiuntivi come lavaggi straordinari, e una parte invece verranno riallocati per potenziare il servizio giardinieri, il servizio del verde che è sotto organico, e per la gestione diretta della pulizia dei bagni pubblici della nostra città, che attualmente sono appaltati all'esterno. Dopo le preoccupazioni espresse dai residenti, sono state riprese e concluse da RFI le operazioni di bonifica del carro cisterna in sosta ormai da un anno sul binario di Santa Margherita Ligure, dopo lo sviamento del treno merci nella vicina Rapallo. Anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini, l'azienda ha completato le attività di bonifica della cisterna, già svuotata nel mese di luglio dal cloroformio attraverso una ditta specializzata e in accordo con la procura che sta concludendo le indagini. RFI ha svolto le attività a propria
cura e spese e regolarizzerà poi i costi ai soggetti che l'inchiesta in corso reputerà responsabili. A partire da oggi non sarà più necessaria la vigilanza del carro da parte di personale dedicato che per un anno intero ha presidiato la cisterna giorno e notte. Andiamo a Sestri Levante adesso, individuare le zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico da sottoporre a specifici vincoli per l'insediamento di attività commerciale. È l'obiettivo dell'intesa siglata questa mattina tra il Comune, Regione e Camera di Commercio, redatta con la collaborazione della Soprintendenza, Ascom e Confesercenti. Il documento estende il raggio di azione del patto d'area siglato nel 2015 sia dal punto di vista delle aree coinvolte che delle caratteristiche che gli esercizi commerciali dovranno avere per rispettare appunto il pregio paesaggistico e storico della zona in cui si trovano. Per Sestri Levante l'area interessata è quella del centro storico. Sentiamo. Siamo il secondo comune in Liguria dopo Genova a firmare questa intesa e insieme alle associazioni di categoria abbiamo stabilito una serie di possibilità merceologiche per i nuovi insediamenti commerciali, finalizzati a che cosa? A preservare quelle che sono le caratteristiche commerciali, anche l'identità culturale del nostro territorio, quindi a renderlo sempre più appetibile un po' in tutti i mesi dell'anno. Ecco, nel concreto questa intesa che cosa va a cambiare, anche come vincoli, che cosa dà? Allora l'intesa mette alcuni limiti per l'introduzione di nuove attività che possano essere attività che vanno a modificare quelle che sono le caratteristiche peculiari del centro storico, quindi ad esempio, solo per fare alcuni esempi, saranno vietati ingressi di compro oro, di distributori automatici 24 ore, insomma di attività che davvero siano attività che portino problematiche o rispetto alla sicurezza o rispetto al fatto di non mantenere quelle che sono le caratteristiche identitarie e commerciali del nostro territorio. Nello stesso tempo stabilisce la creazione di un gruppo di lavoro composto da amministrazione pubblica, soprintendenza e categorie commerciali per andare a disciplinare le modalità di occupazione del suolo pubblico, anche questo finalizzato ad avere un maggior decoro, un maggior ordine e quindi a valorizzare quelle che sono le bellezze architettoniche. Incamerata l'intesa stamattina, adesso quindi il prossimo passo quale sarà? Il prossimo passo sarà che ogni tipo di nuova attività che vuole insediarsi nel centro storico, e in questa fase il turnover è abbastanza elevato, dovrà attraverso il SUAP, lo sportello unico delle imprese, avere l'autorizzazione rispetto alle caratteristiche merceologiche che propone. Come dicevo prima, alcune caratteristiche non saranno ammesse nel centro storico e poi ci sarà invece a breve una riunione di questo gruppo di lavoro per esaminare l'assetto attuale del suolo pubblico e iniziare a dare alcune indicazioni rispetto alle tipologie di arredi per il suolo pubblico ammesse, che siano conformi all'aspetto architettonico del luogo, alle metrature, insomma per creare davvero un tutt'uno armonico che non vada a modificare quelle che sono le caratteristiche di bellezza del nostro Carugio e delle vie limitrofe. Affrontare e risolvere i problemi di fognatura tra via Nazionale e via Volta nel quartiere di Pila, sempre a Sestri Levante, lo chiede con un'interpellanza che sarà discussa in Consiglio Comunale il consigliere di Liguria Popolare Marco Conti. Questa mattina l'amministrazione comunale di Casarza Ligure ha ricevuto nel Palazzo Comunale il capitano dei Carabinieri Luca Emilio Mecchilli, alla guida da alcune settimane della compagnia Carabinieri di Sestri Levante. Il nuovo comandante ha preso il posto del capitano Massimo Esposito, chiamato a guidare il nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna. Il sindaco Giovanni Stagnaro ha voluto esprimere un particolare ringraziamento a tutto il personale dell'Arma, dei Carabinieri, in particolare in modo ai militari che vigilano incessantemente sulla sicurezza dei concittadini casarzesi. E la cronaca, un 38enne e un 27enne di Chiavari sono stati arrestati dalla polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti. In seguito ad indagini, gli agenti del commissariato di Chiavari hanno perquisito gli alloggi dei due uomini in cui sospettavano si svolgessero attività illecite, rinvenendo complessivamente più di un etto di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento e 2.500 euro in banconote di piccolo taglio. Successivamente un'ispezione delle chat dei loro telefonini ha fatto emergere la misura della loro attività illecita sia nello spaccio sia nella riscossione dei debiti. I due sono stati portati in questura in attesa del processo per direttissimo.
Un uomo di 66 anni, invece dipendente di una società con sede legale in provincia di Padova, è stato denunciato per aver truffato un cittadino residente a Cicagna. Aveva promesso buoni sconto da spendere in alcune catene commerciali senza informare che il contratto prevedeva l'acquisto di prodotti per un importo di 7.000 euro all'interno della società per cui lavorava il truffatore. E un uomo di 62 anni è stato arrestato dai carabinieri di Rapallo per aver tentato di rubare soldi in una chiesa di Recco nel dicembre del 2016. Il 62enne era stato fermato dopo aver sottratto dei soldi dalla cassetta delle elemosine utilizzando un metro retrattile con fasce biadesive. È stato associato al carcere di Marassi, su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria. I temi del lavoro adesso. È scesa ancora una volta in piazza la protesta dei lavoratori della casa di riposo Gianelli di Chiavari, ormai da quasi 3 mesi senza stipendio. Dalla proprietà a silenzio assoluto, a portare la sua solidarietà dell'amministrazione e quella di tutti i cittadini chiavaresi e anche il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua. È scesa ancora una volta in piazza la protesta dei lavoratori della casa di riposo Gianelli di Chiavari, ormai da 3 mesi senza stipendio. Un presidio di lavoratrici ha effettuato un volantinaggio nella zona di piazza Cristoforo Colombo e nel corso della mattinata è arrivato a portare la solidarietà del comune e di tutta la cittadinanza anche il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua. 2 le manifestazioni di interesse che il primo cittadino ha raccolto nell'ultimo periodo dopo l'avvio della fase di liquidazione della cooperativa Gianelli in Rete che gestisce la struttura. Una arriva dalla Fondazione Morando che già gestisce la casa di riposo nell'area di Preli, la seconda dal gruppo COS già a Chiavari con la residenza protetta Anni Azzurre di San Pier di Canne. Nell'attesa che arrivino sviluppi da parte della curatela fallimentare, il sindaco ha ribadito che sull'area non saranno permessi assolutamente cambi di destinazione d'uso. 23 ad oggi gli anziani assistiti dalla struttura, una situazione di difficoltà, quella delle lavoratrici della casa di riposo, che interessa anche 6 dipendenti del vicino conservatorio. In conservatorio abbiamo la stessa situazione che si registra in casa Gianelli. Cioè noi siamo 6 dipendenti che comunque garantiamo da 3 mesi l'assistenza alle nostre suore malate, che sono una decina quelle che ospitiamo, e garantiamo comunque con spirito di sacrificio tutto quello che c'è da fare. Non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza, siamo sempre presenti per qualsiasi cosa, però purtroppo ad oggi non vediamo ancora, come le colleghe dell'RSA, nessuna soluzione, perché poi la cooperativa quella è, quindi la situazione è veramente grave perché non abbiamo risposte. Come riuscite ad affrontare comunque questi 3 mesi senza stipendi? È veramente dura, cioè c'è chi si fa prestare i soldi, c'è chi tira da una parte, insomma è veramente difficile comunque, perché anche venire a lavorare e mettere soltanto i soldi per la benzina richiede comunque sacrifici, perché li devi togliere da un'altra parte, alle famiglie che ai figli, comunque sono situazioni veramente delicate. Approfittando del tempo stabile di queste ore e di prossimi giorni, proseguono gli interventi di bonifica nelle zone colpite dall'ondata di maltempo di martedì scorso. Per tutta la giornata il personale del gruppo operativo speciale dei Vigili del Fuoco è stato impegnato per la rimozione del fango e detriti in Valle Stura, in particolare nei 2 centri che hanno subito maggiori devastazioni, ovvero Campo Ligure e Rossiglione. Qui le forti precipitazioni hanno favorito il distacco di frane e smottamenti che hanno investito edifici rendendoli inagibili. Gli interventi sono stati portati avanti con escavatori e pale gommate per consentire il più rapido ritorno alle condizioni di normalità per le popolazioni colpite. E 6 volontari del Radio Club Levante, con 2 mezzi operativi, domani faranno parte della colonna mobile regionale. Destinazione Campo Ligure, dove saranno al lavoro per aiutare la popolazione colpita dall'alluvione per il ripristino dei danni e la pulizia. La richiesta era quella di avere attrezzature idrovore per aspirare fango, idropulitrici per lavaggio, oltre ad attrezzi manuali tipo pale e tiracqua. Domani sarà anche l'occasione per testare la funzionalità del mezzo mobile recentemente inaugurato. Con la cronaca andiamo sul nostro sito teleradiopace.com, un magazzino trasformato in una palestra. A Genova un ristorante è diventato anche stabilimento balneare ad Arenzano, una delle più grandi strutture balneari del capoluogo ligure completamente inesistente per il catasto. Sono alcuni degli illeciti scoperti dall'operazione congiunta dell'Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Capitaneria di Porto e i comuni di Genova e Arenzano in materia di lotta all'abusivismo edilizio ed evasione fiscale. Attività messa in atto in questi giorni che ha consentito di accertare importanti scostamenti tra i ricavi reali e quelli dichiarati, portando al recupero di quanto evaso.
La pagina dedicata ai temi diocesani adesso volge al termine la visita pastorale che Monsignor Tanasini sta compiendo nelle comunità della Val Petronio. Questa sera alle 20:45 nel salone parrocchiale di Francolano a Casarza Ligure il Vescovo incontrerà in assemblea i fedeli di tutte le realtà parrocchiali dell'ambito. E per iniziare invece il nuovo anno pastorale insieme, le 14 comunità parrocchiali dell'ambito della Valle Sturla si incontreranno domenica pomeriggio a Belpiano per condividere il pranzo, l'assemblea e la messa. Tutti i fedeli sono invitati a partecipare. Sentiamo. L'inizio del nuovo anno pastorale per le parrocchie di Mezzanego e di Borzonasca avrà il respiro più grande dell'ambito intero. Domenica tutti i fedeli delle comunità sono invitati a partecipare ad una giornata di convivenza e riflessione che si terrà a Belpiano. Abbiamo pensato ad organizzare questo momento perché pensiamo che sia un'occasione buona per tentare proprio a costruire la nostra comunità. Abbiamo già raggiunto dei passi, però c'è ancora da crescere, tanto da crescere e progressivamente allora vorremmo quest'anno iniziare l'anno pastorale assieme con un'assemblea delle nostre comunità, anche per dare un'impronta di una chiesa d'ampio respiro. L'ambito pastorale comprende 14 parrocchie, 9 a Borzonasca con circa 2100 abitanti e 5 a Mezzanego che tocca quasi 1600 abitanti, 5 i sacerdoti in servizio nella valle. È un territorio esteso con pochi abitanti, ma ci sono queste tante piccole frazioni, ci sono tanti campanili. Io stesso nelle parrocchie dove faccio servizio ci sono troppi campanili e progressivamente lungo gli anni c'è stato un processo di riavvicinamento e il passo dove siamo arrivati è considerevole. Allora vorremmo iniziare quest'anno pastorale il 27 di ottobre a Belpiano, nel campus di Belpiano, perché ci sono spazi sia per la meditazione, per la preghiera o per le attività ludiche, per permetterci di incontrarci. La giornata avrà inizio con il pranzo al sacco al Belpiano Campus alle 13, proseguirà con l'assemblea introdotta dalla riflessione di Monsignor Mario Rollando sul tema essere parte della parrocchia e seguita dalla presentazione delle attività delle varie comunità e si concluderà con la Santa Messa alle 17:30. Il nostro intento è quello di prendere consapevolezza che tutti quanti facciamo parte della comunità, nessuno si sente escluso, i sacerdoti, i laici, giovani, anziani. A noi davvero sta a cuore un camminare assieme, un dare spazio a tutti, un vivere la vita di fede dentro la comunità parrocchiale ad ampio respiro. Parlo a nome di tutti i parroci per invitare davvero a tutti quanti di partecipare. È un momento bello, un momento davvero di grazia per continuare a camminare, a crescere nella fede, una fede vissuta assieme con gli altri. Proseguono gli interventi di manutenzione all'interno della Galleria Madonna della Guardia lungo la statale 523 del Colle di Centocroci tra Castiglione Chiavarese e Maissana. Sono stati infatti programmati i lavori di pulizia del piano viabile, delle pertinenze e la manutenzione dei sistemi idraulici. Per consentire l'esecuzione di questi lavori lunedì, martedì e mercoledì prossimi e poi dal 4 all'8 novembre la strada sarà chiusa in entrambe le direzioni nella sola fascia notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo. Durante la chiusura il traffico verrà deviato sulla provinciale 40 del Colle di Velva. E 3 classi di studenti dell'Istituto Caboto sono state impegnate a pulire le spiagge di Santa Margherita Ligure, una giornata ecologica che si è conclusa felicemente grazie al coordinamento tra le scuole e Legambiente. Sono stati in tutto una cinquantina gli studenti impegnati nell'operazione che ha consentito di eliminare una notevole quantità di rifiuti, motivando gli studenti a rivedere i propri atteggiamenti nei confronti del territorio. Il preside del Caboto, Glauco Berrettoni, ha consegnato 2 targhe all'amministrazione comunale e ai rappresentanti di Lega Ambiente per l'opportunità concessa ai suoi ragazzi. E restiamo a parlare di scuola. Domani alle 17:30 al Cinema Mignon di Chiavari si terrà la prima proiezione de Il pianeta degli uomini, film realizzato dagli alunni della scuola media Ilaria Alpi di Chiavari. L'opera, supportata anche dal Comune e dal Circolo L'Amaca Gioconda, affronta tematiche legate al futuro e ai giovani. Vediamo. Una quarantina di ragazzi dell'Istituto Ilaria Alpi di Chiavari hanno partecipato attivamente nella realizzazione del Pianeta degli Uomini, chi alla sceneggiatura, chi alla colonna sonora, chi recitando una parte. Un film distopico che parla del valore della memoria e dell'informazione per avere una visione non alterata della realtà.
tema legato direttamente alla figura della giornalista Ilaria Alpi, cui è intitolata la scuola, uccisa in Somalia mentre indagava sullo smaltimento di rifiuti tossici. Il progetto mette al centro i ragazzi e la loro sensibilità, che ha trasformato Chiavari in un set cinematografico. Il Comune di Chiavari, l'amministrazione, ha sposato immediatamente questa bellissima idea. Abbiamo subito pensato che fosse necessario affiancare la scuola Ilaria Alpi e l'Amaca Gioconda in questa esperienza che metteva Chiavari in prima linea e diventava così un vero e proprio set cinematografico. Il valore aggiunto è stata proprio quella cosa in più che hanno messo i ragazzi, che hanno trasmesso attraverso i loro occhi e i loro pensieri, rendendo tutto questo ancora più magico e degno di essere portato in giro. Lo spettacolo nasce dall'impulso del progetto Cinefilosofo, dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e che unisce la filosofia alla settima arte. Io sono partito da dei seminari di cinema e filosofia per le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado Ilaria Alpi. Non dimenticare il messaggio di Ilaria Alpi. La nostra scuola da pochi anni è dedicata alla figura della giornalista coraggiosa. Il pianeta degli uomini parla anche di lei. Parla appunto di come la manipolazione delle informazioni potrebbe farci dimenticare dei personaggi che sono stati fondamentali per la ricerca della verità. È stato avviato un progetto denominato Alpinismo Lento per i giovani, frutto della collaborazione tra l'Istituto Tecnico Fossati da Passano di La Spezia e l'Associazione Mangia Trekking. Con l'inizio dell'anno scolastico, nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, gli studenti delle classi terze e quarte ad indirizzo turistico ed economico partecipano a lezioni tenute direttamente da Giuliano Guerri, presidente dell'associazione e uno degli ideatori di questa disciplina sportivo-culturale. Torniamo a Chiavari, taglio del nastro per il nuovo stand di tiro a metri 10 della sezione tiro a segno. Lo spazio, che si inserisce in un intervento di riqualificazione complessivo della struttura, è stato intitolato alla memoria di Armando Giano di Lavagna, storico presidente dal 1975 sino al 2013, recentemente scomparso. Una targa in sua memoria è stata scoperta dalla vedova, presente insieme ai due figli. Alla cerimonia ha preso parte anche il campione olimpico Roberto Di Don, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 e attuale commissario tecnico della nazionale di tiro a segno. Il tiro a segno di Chiavari è il più antico della Liguria, il terzo per anzianità in Italia dopo Torino e Milano, ed è una struttura a servizio non solo di quanti praticano la disciplina olimpica, ma anche delle persone che si allenano nel tiro e quanti frequentano corsi di aggiornamento, compresi i componenti delle forze dell'ordine, le guardie giurate e della polizia municipale. E siamo così entrati nella pagina dello sport. Questa sera alle 21 la Virtus Entella gioca contro l'Ascoli allo Stadio del Duca per la nona giornata di campionato di Serie B. Una partita importante per entrambe le squadre che dopo un buon inizio di stagione sono a secco di vittorie da almeno 3 giornate, 5 per quanto riguarda l'Entella. Sentiamo le parole del mister biancoceleste Roberto Boscaglia. Trasferta ad Ascoli in uno stadio storicamente ostile ai colori biancocelesti contro una squadra forte che non vince da 3 partite. Sì, ma loro giocano contro una squadra che non vince da 5 partite. Dai, è una partita complicata come tutte in questo campionato. Incontriamo una squadra che ha dei grandi giocatori, che è partita benissimo a razzo, un po' come noi, e che poi si è fermata anche per qualche infortunio, per qualche situazione un po' così. Noi però dobbiamo guardare a noi, a quello che abbiamo fatto, soprattutto di buono nell'ultima partita contro il Trapani, nella quale avremmo meritato sicuramente 3 punti e niente, sappiamo che è una partita difficile contro una squadra ostica in un campo comunque dove il pubblico si farà sentire, caldo, però a noi queste partite piacciono, nel senso che da questo punto di vista il livello adrenalinico sale da solo e quindi sono contento di affrontare una squadra così. In questo campionato, mister, fatto di momenti, che periodo sta attraversando la squadra? Se analizziamo e valutiamo questo inizio di campionato, diciamo che l'unica partita in cui abbiamo fatto male è stata quella di Crotone. Per il resto abbiamo sempre fatto bene, abbiamo meritato i punti che abbiamo, anzi secondo me ce ne manca qualcuno, però sono
discorsi che facciamo ma che comunque lasciano il tempo che trovano, perché poi comunque il calcio è fatto soprattutto di episodi e noi dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo, ma non dobbiamo essere sazi, anzi assolutamente. Dobbiamo lavorare, dobbiamo capire che questo è un campionato che se fai 2-3 vittorie di fila ti trovi a lottare per posti importanti, ma se fai 2-3 sconfitte di fila ti trovi a lottare nelle sabbie mobili, quindi questo dobbiamo assolutamente evitarlo. Vi ricordiamo che la partita Ascoli-Virtus Entella sarà trasmessa in differita su Telepace 1 al canale 15 domenica 27 di ottobre alle 23. La pallanuoto al Team Moody, locale storico di Genova, è stata presentata ufficialmente la squadra della Prorecco. Uno dietro l'altro hanno sfilato i giocatori e tutto lo staff tecnico e dirigenziale. La serata è stata presentata da Giorgia Cenni e Paolo Cavallone con un intermezzo comico di Cristiano Militello. La famiglia biancoceleste si è presentata al completo con i ragazzi del settore giovanile e dell'Academy seduti in prima fila. Godetevi questa serata e giocate con il sogno di essere un giorno anche voi qui sul palco, ha detto il presidente Maurizio Felugo. Guardate i nostri atleti non solo in vasca ma anche nella vita di tutti i giorni, perché si è campioni sempre. E con l'approssimarsi dell'inizio del campionato nazionale maschile di pallanuoto serie A2 al Parco Tigullio di Lavagna, domani e domenica si disputerà un torneo a 6 squadre del girone nord: Bologna, Camogli, Como, Crociera, Lavagna e Torino. Queste le squadre partecipanti. Intenso il programma di partite che inizieranno domani pomeriggio alle 15 e proseguiranno sino a domenica. E nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti per sabato 26 ottobre. Nel Salone Congressi dell'Ospedale Galliera di Genova dalle 9 alle 13 si terrà un convegno dedicato ai 50 anni della radioterapia del Galliera, tra storia e innovazione. Alle 9 ad Albareto si troveranno i partecipanti al Vertical del Gotero, percorso ad anello di 11 km e 600. Al Passo della Cappelletta è fissato il ritrovo per i partecipanti provenienti dalla Liguria. È fissata alle 10 nei pressi dell'ufficio Yacht di Via della Cittadella la partenza per l'iniziativa Scopriamo Chiavari. Il filo conduttore del percorso sarà Da Chiavari al mondo l'emigrazione chiavarese. Prima giornata del Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni in via Rivarola Chiavari. Dalle 10 alle 20 saranno presenti produttori agroalimentari con le migliori produzioni della tradizione enogastronomica italiana. La sicurezza delle coste e dei porti alla luce dei cambiamenti climatici è il titolo dell'incontro organizzato dal Rotary Club Rapallo Tigullio. L'inizio alle 8:30 all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Il futuro della statale 523 Sestri Levante Varese Ligure Borgotaro sarà il centro di un convegno incontro in programma alle 15 all'Albergo Veranda nella frazione di Tavarone a Maissana. 4 elementi in cerca d'autore è il titolo dello spettacolo, in prima assoluta rappresentata alle 15:30 all'Auditorium Montale di Genova. Autori ed interpreti Francesca Isola e Guglielmo Perez. Alle 15:30 all'Auditorium di Villa Sottanis a Casarza Ligure si aprirà la cerimonia di ricordo di Giuseppe Stagnaro, sindaco del comune della Val Petronio dal 1964 al 1993. Allo storico primo cittadino sarà intitolato la strada traversa di via Nicolò Sottanis. All'Oratorio dei Bianchi di Rapallo alle 15:30 saranno illustrati gli interventi di restauro della cassa linea e cantoria dell'organo datato 1779 e attribuito a Rocca Tagliata. Seguirà il concerto del maestro Luca Scandali. Alle 16 a Palazzo Ducale di Genova si terrà l'incontro sul tema Un'amicizia speciale, la pet therapy come relazione di armonia tra l'uomo e l'animale. In occasione della giornata AVO alle 16 al Teatro della Lavagnina Sestri Levante la compagnia teatrale I Cuntastoie presenteranno la commedia in 3 atti a Figia Duttua. Ed infine Giuliana Algeri, già sovrintendente ai beni artistici e storici della Liguria, sarà alle 17 allo spazio aperto di Via dell'Arco e Santa Margherita Ligure per presentare Il Polittico di Gérard David per l'abbazia della Cervara. Per quanto riguarda la nostra programmazione, questa sera va in onda la rubrica Noi Chiesa, ne vediamo in anticipo i titoli. Fare catechismo non è un servizio ma una chiamata. La riflessione dei catechisti della Val Petronio riuniti con il Vescovo per la visita pastorale. Ribadito l'invito a curare la propria formazione personale.
Le comunità dell'ambito della Val Petronio unite attorno all'Eucaristia. Nella celebrazione a Moneglia il vescovo Tanasini ha invitato i fedeli a vivere la messa lasciandosi trasfigurare. 14 comunità insieme per dare inizio all'anno pastorale. In Valle Sturla, giornata interparrocchiale domenica a Belpiano. Sono invitati tutti i fedeli di Mezzanego e Borzonasca per consolidare il cammino di comunione. Fragilità e tenerezza, 2 parole chiave indicate nella veglia diocesana per vivere la compassione come missione. La buona notizia è l'unica che consola e dà speranza. Vivere la speranza nel quotidiano, l'auspicio espresso dal vescovo Alberto Tanasini durante la festa di Nostra Signora della Speranza a Francolano. La comunità è giovane ma molto attiva e partecipe. L'amore per Dio e i frutti di un incontro sono i punti chiave della mostra Francesco e il Sultano, l'incontro sull'altra riva, aperta a Chiavari. La seconda tappa sarà a Rapallo. È tutto per questa edizione di Tigulli Oggi, l'informazione torna domani mattina alle 9 con la nostra rassegna stampa sul canale 187 Telepace News. L'informazione continua anche sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.